Oltre 2 ore davanti ai magistrati, il sindaco di Agrigento Lillo Firetto in procura ieri pomeriggio per il suo interrogatorio davanti ai PM Simona Faga e Chiara Bisso, che gli contestano 3 ipotesi di falso relative alla stesura del bilancio del comune di Porto Empedocle che ha amministrato per 2 mandati. Firetto si è presentato insieme al suo difensore, l'avvocato Angelo Farrugia, e ha risposto per oltre 2 ore alle domande dei PM, dando la sua versione e tentando di giustificare le contestazioni che gli venivano mosse. Ha risposto serenamente ai chiarimenti chiesti dai magistrati, ha commentato Farrugia, e confidiamo in un esito positivo del procedimento. Il verbale di interrogatorio, al quale ha partecipato anche il tenente colonnello della Guardia di Finanza Fabio Sava, è stato secretato. A Firetto, all'ex dirigente dei servizi finanziari del comune Salvatore Alesce e a 6 revisori dei conti che si sono alternati dal 2012 al 2014, viene contestato di aver alterato i bilanci, facendo risultare che le misure compensative per il rigassificatore, peraltro mai realizzato, fossero superiori a quelle effettivamente erogate. In questo modo, sostiene l'accusa, avrebbero occultato un buco di 3 milioni di euro ed evitato le sanzioni previste per i comuni che non rispettano il patto di stabilità. Dopo Firetto era atteso l'interrogatorio dell'ex dirigente del comune Marinaro, Alesci. Il suo difensore, l'avvocato Antonino Gazziano, ha chiesto un rinvio dell'interrogatorio.